E buona Epifania, mica Befana vendinotte, eccetera, eccetera. In rivai i santi magi, ma mi fa un quai verse su quel che è successo in che, dal punto di vista ecclesiale ma anche mondiale. Sempre che il Papa Leone XIV sarà su l'ultima porta santa, che poi era anche la prima, la porta di San Peter. Si è chiuso l'anno santo, ovvero giubileo del 2025, appunto conclusosi oggi, giorno dell'Epifania 2026. Siccome sono riuscito ad andare un paio di fa sabato a Roma, mi è venuto a fare un sonetto caudato, un tuchel a rent, così, facendo quel gioco di parole che c'è in milanese, che è un giubileo, perché c'è un insieme di persone, un grande movimento, non dico proprio un caos, ma comunque molta gente, molto movimento, appunto. E allora fa il giubileo, giocando su queste due parole, dico appunto che ha senso appunto questo avere il milanese preso dal termine ecclesiastico di giubileo, un termine per dire c'è un grande movimento di persone. E vabbè, concludo col fatto che se trascorsi questi giorni di grande fermento, di grande movimento, eccetera, che cos'è che ci resta fisso? Io dico che mi resta quella luce che ho visto entrando in San Pietro. Poi si intende, chiaro, per chi crede alla luce della fede, ma comunque ci deve rimanere ben qualcosa al di là di essere andati, aver girato, aver visto, eccetera, eccetera. E il giubileo tra il 3, 4, 5 e 6 di gennaio. Se manda a Roma, la mia che era nell'ultimo di e quasi iur, per poter lucrare il perdon del regiur con l'indulgenza alias giubileo. E se l'ansant ormai resta in dre, quel neuf partente de fanfa meno error, sempre che resta una renta al signor, qua se trovi mes ai gaseghe. Intanto che al spirit che dà un sostanza, intorno era proprio un por de mar, e si capisce come che sia perfetto è il detto giubileo per dare effetto di un movimento che tutto il mondo e il par ves dare appuntamento in una stanza per fare insieme una danza. Una volta deslenguà l'us e frecas, iur de viac e i 1100 d'espas, resta fermame un sas, la luz che passa tu scos come veder, quella de quan che sunt entrà in San Pedro. Grazie per l'attenzione, grazie a tutti gli amici che vengono a sto canale, che comincia anche quest'anno. Un buon anno, una buona serata dell'Epifania, grazie e ciao a tutti, a presto, arrivederci, ciao ciao.